Il referendum non sa da fare. L'ufficio legislativo di Palazzo Ferrofini ha inviato al presidente Ruffato la risposta alla richiesta venetista di una consultazione popolare per l'indipendenza del Veneto da tenersi con monitoraggio internazionale. Era stato il segretario del movimento, l'economista Lodovico Pizzati, a consegnare a Zaia una petizione sottoscritta da 20.000 veneti con la richiesta del referendum secessionista. Durante l'incontro nel maggio scorso i promotori si erano detti entusiasti: otterremo l'indipendenza a furor di popolo, questo vuole il popolo veneto. E ieri è arrivata però la doccia fredda all'ipotesi venetista. La regione non sarà al fianco degli indipendentisti nel referendum e sulla proposta dalla maggioranza in consiglio regionale si smarca decisamente l'assessore Donazzan. Il referendum, insieme a tutte le pratiche di democrazia, dovrebbe essere, come dire, tarate con il rispetto che si deve. Io temo che in questo momento ci sia invece un attacco alla democrazia, per cui qualcuno dice che non serve votare, si va a Cernobbio a dire che non serve il voto, che non serve il suffragio popolare. Io, che sono contraria al referendum perché sono invece molto favorevole al voto democratico nelle elezioni, credo che i partiti e le persone debbano assumersi una propria responsabilità. Sull'indipendenza mi viene un po' da sorridere oggi in un mondo così globale. La forza è quella di un'Italia più forte, più coraggiosa, che assomigli più al Veneto, questo vorrei.